Proibita, ma che oggi è possibile e abbiamo dei numeri che continuano a moltiplicare, ci stiamo decuplicando anno dopo anno, quindi cedo la parola a Davide Pozzobon. Un applauso! Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Serviva per prendere coraggio, ragazzi. Grazie a tutti voi per essere qui oggi da parte dello Stato Veneto. Grazie ai collaboratori della campagna elettorale di Susegana che sono qui presenti oggi con me e che si stanno muovendo tra di voi in maniera forse anonima, ma sappiate che ci sono. Le cose più importanti le sapete già, abbiamo degli ottimi relatori, dei grandi ideologi. Quello che vi posso dare come contributo per quello che mi riguarda e per quello che riguarda la mia squadra è quello di stare uniti ed avere un progetto per ogni piccola parte del territorio di questa nostra realtà veneta. Sto preparando un progetto che può aiutare tutte le persone che si troveranno nella stessa condizione che ci siamo trovati noi a Susegana, di fronte a un programma elettorale da affrontare, di fronte a una campagna elettorale da affrontare con la massima efficacia e di solito con poco tempo e poche risorse. Cercherò di aiutare per quello che posso tutte le persone che mi chiederanno appunto questo tipo di supporto. Ci sarà un programma chiaro che stileremo assieme ad Alessia Mellon e agli altri componenti del movimento, perché la cosa più importante per tutti noi attivisti è quella di essere presenti sul territorio, farsi vedere, farsi conoscere, ma non semplicemente sventolando le bandiere, ragazzi. Io vi do un consiglio: proponetevi sempre in maniera moderata, non offendete nessuno, non attaccate nessuno, perché noi non siamo degli estremisti, noi siamo persone che lavorano per il nostro paese, per le nostre famiglie, per i nostri figli e per il futuro di chi sta ancora lavorando in questa terra. E non abbiamo più intenzione di subire l'offesa di uno Stato fallito che non tutela il popolo che lo avrebbe eletto, ma tutela gli interessi di pochissime persone e non sappiamo quasi nemmeno chi siano queste persone. L'arma dell'offesa, l'arma dell'indecenza, l'arma dell'imprecazione l'hanno usata tutti, non è efficace stare sul territorio, spiegare alle persone qual è un processo pacifico, democratico, ma soprattutto coinvolgere ogni piccola persona di ogni piccola contrada, qualora questa persona abbia le qualità per aiutarvi nel vostro lavoro. Io ringrazio le persone presenti in questa piazza perché probabilmente sono persone che hanno una piccola marcia in più. Non siamo più intelligenti, abbiamo solo avuto la fortuna di percepire prima un messaggio che ci è arrivato da dentro, dalle nostre sensazioni e dai nostri bisogni. Ci sono persone che forse non hanno questa fortuna, o forse sono più fortunati perché non ce l'hanno, non lo so, ma noi abbiamo il dovere civico di trasferire a loro la nostra energia e guidarli in un percorso di consapevolezza che sono certo, sono assolutamente tutti d'accordo con noi, hanno solo l'imbarazzo di capire che cos'è l'indipendenza. Parlate di indipendenza in modo chiaro, pulito, pacifico. Parlate con le persone che rappresentano il popolo e ricordatevi, vi lascio con quest'ultima cosa che abbiamo detto in tanti, ma la voglio ricordare: un popolo slegato, un popolo che guarda la cazzo in televisione la sera, è un popolo inutile. Un popolo unito è un popolo che decide, che diventa sovrano e che si riprende ciò che è suo senza nulla togliere